Oggi, giovedì 19 dicembre, ad Agrigento, al villaggio Mosè, all'hotel Acrabello, dalle ore 18:30 in poi si svolge un incontro organizzato da Vox Italia, il partito di Diego Fusaro, il filosofo del motto valori di destra e idee di sinistra. Ascoltiamo in proposito il segretario regionale di Vox Italia, l'avvocato agrigentino Fabio Sardo. Oggi abbiamo il piacere di annunciare l'incontro con Diego Fusaro. Si terrà presso l'hotel Agrabello di Agrigento. Lui è una delle persone ormai famosissime e conosciuto su tutte le televisioni nazionali. È un professore di università di storia della filosofia a Milano ed è anche il leader carismatico del nostro partito, Vox Italia, creato recentemente a settembre, che praticamente coniuga valori di destra e idee di sinistra, quindi i valori della famiglia, i valori della sovranità nazionale, con idee anche un po' particolari in materia di Unione Europea e soprattutto di euro, dove lui chiaramente dice sempre che non è un mezzo di pagamento, ma è uno strumento di potere dei più forti rispetto ai più deboli, agli stati più deboli. L'incontro di oggi verterà sulle problematiche relative alla diciamo, filosofia e soprattutto i giovani. Noi stiamo vivendo un momento difficile sia a livello nazionale dal punto di vista socio-economico e soprattutto a livello regionale nella nostra terra. I giovani sono costretti ad abbandonare la terra per andare a trovare fortuna fuori, sia essa a livello universitario, sia avere prima occupazione o anche per una crescita professionale. E allora diciamo, sarà un modo per valutare quelle che possono essere diciamo, delle idee a livello amministrativo e non, che siano finalizzate a far consentire ai giovani di rimanere nella propria terra. Rivolgerete anche attenzione verso le prossime amministrative? E stiamo lavorando anche a questo. Il nostro obiettivo sarà quello di verificare se creare una vera e propria lista del partito e se si potranno creare ovviamente delle alleanze per appoggiare qualche candidatura in particolare.